un appartamento in Viale D'Annunzio, morta una 77enne triestina, palazzo evacuato, in 6 all'ospedale per intossicazione, triage in strada per gli altri condomini. Tra le cause del rogo non si può escludere l'ipotesi della sigaretta lasciata accesa in camera da letto, indagine dei pompieri che hanno trovato il corpo carbonizzato. In 300 sono scesi in corteo per le vie di Trieste nella giornata dello sciopero generale promosso dall'USB, una marcia contro la guerra e le politiche di riarmo e contro i rincari. Bambini della primaria di Marostica, 3 migranti a Trieste per conoscere la rotta balcanica, raccolte centinaia di firme per sostenere il lavoro delle maestre. Al tavolo ministeriale sulla crisi Startec è stato confermato il pagamento degli stipendi di maggio nei tempi previsti, ma non sono emerse novità sui possibili nuovi investitori. Inaugurato al Broletta una nuova stazione con 12 punti di ricarica per autobus elettrici, un investimento da 1,8 milioni di euro. L'opera rientra nel piano di elettrificazione della flotta. Ai nastri di partenza la 10ª edizione della Mittel European Race. Tra il 21 e il 23 maggio toccherà tante località della regione, comprese quelle colpite dal terremoto di 50 anni fa. Buonasera dal telegiornale di Tele4, in apertura la cronaca, violento incendio in un appartamento al civico 79 di Viale D'Annunzio. Questa mattina la padrona di casa, una 77enne triestina, è morta, purtroppo completamente evacuato tutto il palazzo, 6 condomini trasferiti a Cattinara per intossicazione da fumo, tutti gli altri sono stati trattati in strada sotto la pensilina dell'autobus, dove i sanitari del 118 hanno approntato una sorta di triage d'emergenza. Vediamo il servizio di Marco Stabile. Siamo qua, come vede, come vermi, nudi ancora un poco. E la signora del 5° piano purtroppo non c'è più. La voce scossa di una vicina di casa, raccolta in diretta ai nostri microfoni poco dopo che si era diffusa la triste notizia: il violento incendio divampato in quell'appartamento al 5° piano del civico 79 di Viale D'Annunzio, all'altezza di Piazza Foraggi, ha tolto la vita alla padrona di casa, la 77enne Susanna Lenard. Dunque il racconto, testimonianza per testimonianza, dei soccorsi ai condomini che stamani, poco dopo le 8, hanno dovuto lasciare di corsa le proprie abitazioni. Il fumo è entrato anche nell'appartamento vicino, anche parzialmente le fiamme, con una signora che ha dato per prima l'allarme scendendo in strada con il proprio cane, lasciando sul posto 2 gatti. Ho vissuto un risveglio da panico perché mia mamma mi ha chiamato alle 8 dicendomi che c'era il fuoco in casa, quindi mi sono vestita, sono venuta di corsa qui e l'ho trovata in strada con il cane. Lei è uscita al volo col suo cane? No, col cagnetto, e i 2 gatti sono rimasti a casa però. Mi ha detto che ha visto del fumo in soggiorno, ha aperto la finestra, ha visto del fumo nero che usciva dalla finestra della vicina. Quello che doveva succedere purtroppo è successo. Mi dispiace tantissimo per la mia vicina. L'intero condominio evacuato, con le persone che sono scese in strada di corsa in pigiama e ciabatte, in particolare una giovane mamma con una bimba di meno di 2 anni che ha fatto scudo con il suo corpo alla piccola sino all'intervento dei sanitari per evitarle le inalazioni di fumo. Poi qui, proprio alla fermata dell'autobus di Viale D'Annunzio, è stato approntato un triage mobile, un pronto soccorso mobile da parte del 118, intervenuto con 2 ambulanze e un'automedica, 6 persone all'ospedale, le altre sono state trattate qui proprio con l'attivazione del protocollo di emergenza straordinaria in caso di incidente rilevante. Una signora che piange, ovvio, perché insomma grande paura, rischio anche di perdere tutto, perché ci sono gli averi di una vita in ballo. L'operatrice del 118 che ovviamente cerca di confortare. Mi abito qua, allora sono scappata subito a vedere come stava mia figlia, quando che ho saputo che era una morta, guardi. Sono proprio terrorizzata, mi scusi. Sarà la magistratura e la squadra scientifica che sta intervenendo proprio in questo momento in diretta mentre vi parliamo a fare tutti gli accertamenti sul fascicolo in materia che è stato aperto alla Procura di Trieste.
L'appartamento distrutto, l'ipotesi della sigaretta lasciata accesa come causa del rogo, facciamo il punto dell'incendio di stamattina che ha spezzato la vita di Susanna Lenard, infermiera in pensione. Gianluca Paladin. È stato trovato il cadavere di una persona carbonizzata all'interno della stanza da letto, insomma. Il corpo ritrovato in camera da letto, nell'appartamento i posacenere con mozziconi e diversi pacchetti di sigarette. Per questo si fa largo l'ipotesi dell'incendio causato da una sigaretta rimasta accesa. Susanna Lenard, la 77enne morta stanotte nel rogo dell'appartamento al quinto piano della palazzina al civico 79 di Viale D'Annunzio, era un infermiere in pensione. Aveva lavorato anche in Casa Bartoli, la struttura per anziani. Le esatte dinamiche e cause dell'incendio sono al vaglio del nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco. Sul posto questa mattina anche la polizia scientifica. Erano le 7:40 quando il comando dei Vigili del Fuoco di Trieste ha inviato sul posto 2 squadre operative supportate dall'autoscala e il funzionario di guardia. Raggiunto l'appartamento del quinto piano, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme partite dalla camera da letto. Una volta domato il rogo, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo della 77enne. Ancora da chiarire con precisione le cause della morte, se per le fiamme o più probabilmente per l'inalazione di monossido di carbonio. Durante le operazioni di spegnimento del rogo, i pompieri hanno portato a termine l'evacuazione del palazzo di 8 piani. Estinte le fiamme, è partita la bonifica delle parti incendiate. Infine la messa in sicurezza dell'appartamento, con una verifica strumentale per accertare l'assenza di sacche residue dei gas della combustione. Terminate le operazioni, gli inquilini sono potuti rientrare nei loro alloggi. In 300 hanno sfilato oggi per le vie di Trieste nella giornata dello sciopero generale contro la guerra e i rincari proclamato dall'USB, l'Unione Sindacale di Base. Vediamo. È sbucato dalla galleria di Piazza Goldoni il serpentone, il corteo che invade le vie del centro di Trieste. Sciopero generale promosso dall'Unione Sindacale di Base. Centinaia di persone che stanno marciando per le vie della città contro le politiche del riarmo, contro la guerra, contro ogni guerra, contro il rincaro dei prezzi. Marcia il corteo a Trieste. Cori a sostegno della Palestina e contro il governo di Israele e quello italiano, lavoratori e lavoratrici contro la guerra perché la guerra è contro di noi, l'antifascismo non si arresta, sono solo alcuni degli striscioni portati da chi ha aderito all'iniziativa, e poi bandiere della Palestina e della pace insieme a quelle dell'USB, la sigla sindacale. Sono circa 300 i manifestanti che si sono calati in città nella giornata dello sciopero generale che coinvolge i settori dei trasporti, della scuola, della sanità e dei servizi. Il governo Meloni è complice dell'economia di guerra, del rapporto diplomatico e commerciale con Israele ed è suddito degli Stati Uniti che oggi hanno prodotto un'aggressione in Medio Oriente colpendo pesantemente, noi indirettamente, con l'economia di guerra. Una guerra è un'economia di guerra che entra direttamente nelle nostre tasche. Basti pensare al caro vita, alla benzina che è aumentata del 30%, ai beni alimentari che sono saliti del 25%, alle bollette più 16% e agli affitti più 7%. Questa è una responsabilità diretta di questo governo che ci sta trascinando dentro tutto quello che noi respingiamo completamente. Vogliamo un'economia civile, un'economia che pensi alla sanità, alla scuola, al welfare per gli anziani, all'aumento delle pensioni e di salari che oggi sono rimasti fermi al palo. Partenza dal Colle di San Giusto, poi il serpentone si è snodato per Piazza Goldoni, via Carducci, via Ghega, via Roma, Corso Italia, Piazza della Borsa, con arrivo in Mola Audace. A scortare il corteo le forze dell'ordine, mentre la polizia locale gestiva il traffico, che ha subito importanti deviazioni con la viabilità di parte del centro cittadino paralizzata fino al termine dello sfilamento. Disagi al traffico nel pomeriggio all'incrocio tra le vie Vergerio e Sette Fontane per un tir, lo vedete in queste immagini, che nella manovra di svolta a sinistra è rimasto incastrato e ha urtato un'automobile in sosta. Forse dirottato dal navigatore, il grande autoarticolato che trasportava pneumatici per mezzi pesanti ha impegnato l'incrocio bloccandosi proprio nel mezzo per non danneggiare altre automobili. Sul posto sono arrivate 2 pattuglie della polizia locale dalla vicina Casa
caserma San Sebastiano e i carabinieri. Lungo la via Vergerio si sono formate lunghe code di auto. Per sbloccare la situazione e ripristinare la normale circolazione è stata necessaria circa mezz'ora di lavoro da parte delle pattuglie intervenute. Bimbi della primaria di Marostica a Trieste per la rotta balcanica, raccolte centinaia di firme per sostenere il lavoro delle maestre. Vediamo. Più di 350 firme raccolte in piazza degli Scacchi a Marostica in un paio d'ore per sostenere le maestre della primaria Arpalice Cumanpertile che hanno accompagnato 2 classi quinte a Trieste. Qui bambini e bambine, guidati dai volontari di Linea ed Ombra, hanno consegnato un pasto e un paio di calzini ai migranti che seguono la rotta balcanica, facendo esplodere una vera bomba politica con quello che doveva essere un progetto di integrazione e inclusione. Tanti gli attestati di solidarietà all'elementare di Marostica, a cominciare proprio dai cittadini che hanno avviato la petizione chiedendo il rispetto del ruolo dell'istituzione scolastica e dei progetti didattico-educativi degli insegnanti. Lo stesso coparroco dell'unità pastorale Pianezze Marostica, Don Giorgio Zanetti, ha espresso totale appoggio alle maestre, riconoscendo il profondo valore educativo, civile e sociale, si legge, dell'attività svolta dalle 2 classi quinte. Dal suo canto la scuola continua a trincerarsi dietro il silenzio. Adesso proprio a delle riunioni non riesce. Intanto si è in attesa dell'arrivo degli ispettori scolastici regionali, così come richiesto dall'europarlamentare leghista Anna Cisint, che ha interpellato Roma sdegnata da questa iniziativa. Presentata l'interrogazione al ministro Valditara perché quello che è successo in quella scuola primaria a Marostica è gravissimo. Sulla scia di Cisint anche l'eurodeputata di Fratelli d'Italia Elena Donazzan e il collega di partito l'onorevole Silvio Giovine. Dal suo canto il PD regionale parla di indebite ingerenze politiche e chiede direttamente al presidente Stefani e all'assessore regionale all'istruzione quali azioni intendano intraprendere per tutelare la libertà di insegnamento e l'autonomia delle istituzioni scolastiche venete. Sulla questione sono intervenuti anche i fornelli resistenti di Bassano del Grappa, gruppo spontaneo di cittadini impegnati nel sostegno ai migranti in transito a Trieste, che promuovono la cooperazione anche coinvolgendo i più giovani. Siamo alle cronache dal lavoro. Al tavolo ministeriale sulla crisi Startec è stato confermato il pagamento degli stipendi di maggio nei tempi previsti e con la maggiorazione prevista, ma non sono emerse le attese novità sui possibili nuovi investitori per confermare il piano industriale. Il vertice è stato dunque aggiornato al prossimo 3 giugno. Vediamo. Rimane ancora fumoso il futuro della Startec, la storica azienda di componentistica elettronica di Trieste che occupa 320 lavoratori. Il tavolo ministeriale di crisi di questo pomeriggio non ha portato sostanziali novità dal punto di vista industriale, secondo quanto riferito dalla parte sindacale. Unica nota positiva la conferma da parte dell'azienda dell'impegno a pagare nei termini previsti gli stipendi di maggio, maggiorati del 5%. Oggi l'amministratore delegato Mrdovic ha ribadito che si starebbe muovendo su più fronti per attrarre nuovi partner industriali e investitori puramente finanziari. Nomi non sono emersi, ma annunci su lettere di intenti di possibili nuovi investitori e nulla di più. Il Ministero ha incalzato l'azienda a tradurre in fatti concreti quanto dichiarato e ha chiesto e ottenuto conferma sul pagamento dei prossimi stipendi. Data la situazione di forte fibrillazione, si è convenuto nel riconvocare il tavolo a stretto giro. Il nuovo incontro è fissato per il prossimo 3 giugno alle 11 a Roma. Il governo ha dichiarato la sua disponibilità a supportare il percorso industriale che sia basato su intenti seri ed elementi investitori concreti. Anche la Regione, in una nota congiunta degli assessori Rosolena e Bini, pur accogliendo positivamente l'annuncio dell'azienda che gli stipendi di maggio saranno regolarmente pagati, ritiene fondamentale che questa fornisca in tempi brevi garanzie sulla sostenibilità del piano industriale, con l'indicazione puntuale di quali sono gli investitori che lo sostengono. Trieste Trasporti ha inaugurato al Broletto una nuova stazione con 12 punti di ricarica per autobus elettrici, realizzata con un investimento da 1.800.000 euro. L'opera rientra nel piano di elettrificazione della flotta. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta.
Con il taglio del nastro nel comprensorio del Broletto, Trieste Trasporti ha inaugurato la nuova stazione per la ricarica elettrica degli autobus, uno degli interventi più rilevanti realizzati negli ultimi anni nell'ambito del piano di transizione energetica dell'azienda. La struttura dispone di 12 stalli per la sosta e la ricarica simultanea dei mezzi, ciascuno dotato di una colonnina da 150 kW, ai quali si aggiungono altre 2 postazioni laterali vicino alla palazzina esercizio. L'investimento complessivo ammonta a 1.800.000 euro e rientra nel programma di rinnovo della flotta sostenuto anche da fondi PNRR. Il cantiere, durato 7 mesi, ha previsto inoltre la realizzazione di una tettoia predisposta per un futuro impianto fotovoltaico. Quindi ambientalismo non a parole ma nei fatti, transizione energetica per anticipare il 2030, quello che deve essere appunto la riduzione delle emissioni. In quella data metà flotta della Trieste Trasporti, 130 autobus su 260, saranno elettrici, forse anche di più, a dimostrazione di un'azienda leader in Europa, una delle migliori flotte in Europa, e quindi questo è l'obiettivo che ci diamo. Entro settembre 2026 la flotta elettrica di Trieste Trasporti raggiungerà quota 40 mezzi. Attualmente sono operativi 25 autobus elettrici tra Yutong e Rampini, mentre altri 15 veicoli entreranno in servizio dopo l'estate. Ogni giorno nella nuova stazione vengono ricaricati mediamente 20-21 autobus, con un'erogazione complessiva di circa 2.500 kWh. Il piano di sviluppo proseguirà dal 27 maggio con l'avvio dei lavori per una seconda stazione di ricarica da 26 punti complessivi. Entro il 2028 è prevista inoltre un'ulteriore struttura nell'area del deposito San Marco con 75 punti di ricarica. Gli interventi rientrano nel programma infrastrutturale di Trieste Trasporti fino al 2030, che prevede investimenti per 101 milioni di euro e una flotta composta per oltre il 50% da autobus elettrici. Investimenti molto importanti, queste sono 12 centraline di ricarica per oltre 1.800.000 euro di investimento, ma è solo l'inizio, come hai giustamente detto, perché da qua al 2030 dovremo averne molte di più, perché avremo metà della flotta a emissioni zero. Una sfida iniziata qualche anno fa e che stiamo continuando e stiamo rispettando i tempi. Avvicendamento al vertice dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di via Ermet. Oggi si è insediato il tenente Pierpaolo Oddo, 25enne, originario di Erice, assunto come primo incarico dopo gli studi quello di comandante di plotone alla scuola marescialli e brigadieri di Firenze. Poi è stato impiegato in una missione internazionale in Kuwait. Il nuovo comandante assume la guida del nucleo operativo con l'obiettivo di proseguire e intensificare l'attività di prevenzione e repressione dei reati. Il presidente della regione Fedriga, insieme all'assessore all'agricoltura Zannier, partecipa alla 44esima Fiera del Vino di Londra per promuovere i prodotti di eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Vediamo. Il mercato inglese è un mercato di riferimento importante che dobbiamo rafforzare, soprattutto anche a seguito della Brexit. Ha visto un riassestamento in generale delle importazioni. Così il presidente Massimiliano Fedriga oggi a Londra alla 44esima edizione della London Wine Fair, a margine della sessione di degustazione guidata per 40 operatori del settore, finalizzata a narrare l'identità regionale attraverso le 8 referenze presentate dai produttori. La fiera londinese è l'appuntamento principale del mercato britannico dei vini, con una presenza di oltre 11.000 operatori professionali tra importatori, distributori e rappresentanti del settore. La presenza a Mayfair oggi delle produzioni vitivinicole del Friuli Venezia Giulia vuole proprio andare in questa direzione, cercare di aprire ancora di più il mercato, portando dei prodotti di altissima qualità come è la nostra produzione vitivinicola, in un mercato che può diventare veramente sempre più importante. Stiamo lavorando insieme all'assessore Zannier proprio per ampliare questi mercati e dare maggiore opportunità ai nostri produttori e di crescere anche ovviamente nell'export e quindi in paesi di riferimento, e sicuramente UK può essere un paese fondamentale per il nostro export. Stasera al Caffè dello Sport seguiremo in diretta le ultime fasi e il post partita della gara 2 di quarti di finale play-off fra Germani Brescia e Pallacanestro Trieste con Nello Laezza, grande ex della Pallacanestro Trieste, Roberto De Grassi, giornalista, e Alessandro Asta di City Sport. Poi alle 22:15 circa l'intervista a Paolo Zizza, allenatore della Pallanuoto Trieste femminile. Ci fermiamo per la pubblicità. Nell'aula del Consiglio Comunale di Trieste è stata conferita oggi la cittadinanza onoraria al contrammiraglio Luigi Del Prete in rappresentanza dell'intera Capitaneria di Porto. Vediamo.
rapporti sicuramente molto saldi, con una collaborazione istituzionale molto forte anche con la Regione Friuli Venezia Giulia, e questo penso che abbia portato dei risultati importanti nel corso degli anni che vanno riconosciuti. Ricordiamoci sempre che Trieste è una città esplosa grazie ai traffici marittimi, ma questa è anche la città che ancora oggi è primo porto d'Italia, un sistema portuale che coinvolge oltre Trieste, Monfalcone e anche il porto di Nogaro, di San Giorgio di Nogaro, e una città altamente sportiva con tante manifestazioni veliche sul mare, e dobbiamo sempre ricordare che ogni qualvolta c'è una nave che entra o esce dal porto di Trieste, una regata in mezzo al mare, in mezzo al nostro golfo, c'è lo zampino della Capitaneria di Porto che con i suoi uomini e le sue donne garantisce la sicurezza del nostro sistema. Terminato il restauro di 3 tombe di pregio artistico nel complesso ottocentesco del cimitero di Sant'Anna a Trieste. Le operazioni sono state eseguite sotto la supervisione della soprintendenza. Vediamo. Concluse al cimitero di Sant'Anna di Trieste le operazioni di restauro delle tombe monumentali Reisden, Acquaroli ed Utilk, collocate sotto il colonnato storico del complesso funerario ottocentesco. Gli interventi fanno parte del programma di recupero e manutenzione del patrimonio artistico e architettonico custodito all'interno del cimitero. Il colonnato, esempio di architettura neoclassica composto da 61 campate, ospita tombe di famiglia con monumenti sepolcrali e loculi ipogei. 12 delle tombe sono di competenza del Comune di Trieste e 3 di queste sono state oggetto dell'intervento appena concluso, autorizzato dalla soprintendenza. È evidente che ci sono delle opere che vanno tutelate, vanno valorizzate e soprattutto hanno bisogno di manutenzione. Questo è un po' un museo a cielo aperto. Trieste ha delle opere straordinarie da un punto di vista proprio culturale e anche artistico, e di questo noi ci siamo occupati già iniziando a mettere a posto la copertura sopra queste tombe monumentali. Abbiamo fatto un primo lotto da 500.000 euro in accordo anche con la sovrintendenza, quindi è stato un lavoro un po' difficile, un po' complicato, però ci siamo riusciti. Adesso spero in qualche modo di trovare la soluzione per ultimare questo lavoro, anche per dare copertura e garanzia che il lavoro che viene fatto non venga poi sprecato. Le operazioni hanno riguardato il recupero conservativo delle superfici lapidee metalliche, con puliture, consolidamenti e sigillature eseguiti secondo criteri di minimo intervento e compatibilità dei materiali. Sulla tomba d'Utilk è stata inoltre rimossa una precedente verniciatura sintetica che copriva le superfici marmoree originali. Il progetto e la direzione lavori sono stati curati dal personale interno del Comune di Trieste, con la collaborazione di Acegas, APS e AMGA. Gli interventi specialistici sono stati eseguiti dall'impresa GM SRL, sotto la supervisione della soprintendenza. Contrastare violenze e bullismo giovanile, questo è l'obiettivo del progetto Oltre la Paura. L'ultimo incontro domani alle 17:45 alla palestra Audace. Vediamo. Parliamo molto spesso nei nostri telegiornali di bullismo, di violenza giovanile, insomma di fenomeni che riguardano i nostri giovani. C'è un progetto battezzato Oltre la Paura di cui ci parla Emiliano Claccia, responsabile della palestra Audace per il progetto stesso, che è già partito e domani avrà un ulteriore incontro importante. Domani il terzo conclusivo incontro con la presenza dei rappresentanti della Questura di Trieste, delle psicologhe Matilde Tenente e Clara Miani e dei coach della difesa personale della palestra Audace. L'obiettivo di questo progetto nasce dalla richiesta dei ragazzi di parlare, di affrontare le tematiche della violenza, della criminalità giovanile, del bullismo, in un'ottica di prevenzione. Si è cercato di mettere assieme queste figure per creare una finestra di dialogo tra ragazzi, genitori, coach, psicologhe e rappresentanti delle forze dell'ordine, per insegnare ai ragazzi che c'è la possibilità di ricevere un supporto, di ricevere un aiuto in questi casi, e perché crediamo fortemente che parlare di questi argomenti sia la chiave fondamentale per iniziare ad affrontarli e a risolverli. Quindi martedì 19 di maggio, orario e posto? Palestra Audace, gli incontri sono completamente gratuiti, 17:45 fino alle 19, domani saranno presenti tutti i rappresentanti di questo progetto e c'è la possibilità anche soltanto di assistere alla lezione, non ci si sente assolutamente obbligati a partecipare, a prendere parte.
E ormai ai nastri di partenza la 10ª edizione della Mittel European Race. Tra il 21 e il 23 di maggio toccherà tante località della nostra regione, comprese quelle colpite 50 anni fa dal terremoto del Friuli. Vediamo. Sa combinare l'amore per lo sport e i motori con la promozione del territorio. Dal 21 al 23 maggio torna la Mittel European Race, che raggiunge quest'anno il traguardo della 10ª edizione. La manifestazione si sviluppa tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia lungo un itinerario che attraversa il Collio, la pianura e le colline friulane, toccando quest'anno anche le località colpite dal terremoto del 76. E abbiamo voluto sottolinearlo proprio durante il nostro percorso, tutte le zone terremotate, per far vedere ai partecipanti quanto bravi sono stati i friulani alla ricostruzione dopo quel disastroso terremoto del 1976. Passeremo al forte di Osopo e poi anche durante la cittadina di Venzone, che sarà uno dei punti focali proprio del nostro percorso. Accanto alla parte agonistica, la Mid Race Tour Cup porterà una selezione di moderne sportive e supercar. Trieste sarà ancora una volta il fulcro dell'intera manifestazione. Piazza Unità d'Italia ospiterà i momenti principali della gara e il concorso di eleganza e sportività Città di Trieste. C'è anche il concorso fotografico. È stata una bella idea l'anno scorso, le adesioni sono state, per cui speriamo che anche quest'anno ce ne siano ancora di più e quindi che tutti i fotografi, anche amatori, ci seguano durante questi 3 giorni. Sempre in Piazza Unità d'Italia si svolgeranno inoltre le attività di Trieste for Safety Friuli Venezia Giulia sul fronte della sicurezza stradale. Eravamo in Barcolana a fare un test con le ACI del Friuli Venezia Giulia, torniamo in Piazza Unità alla Mittel European Race, parleremo del progetto For Safety FVG, progetto sostenuto dalla Regione che finanzia le ACI del Friuli Venezia Giulia, e con l'ACI di Trieste ci saremo in piazza e nei 3-4 giorni. Quindi ci saranno anche degli stand della Polizia Locale, di ACI e della Polizia Stradale che promuoveranno il tema della sicurezza stradale. Siamo in chiusura, gli ospiti di domani mattina a Sveglia Trieste saranno Matteo Ciuoffo del gruppo Giovani Idea Giuliana e Francesco Comauli del Movimento 5 Stelle. È tutto per l'edizione di questa sera, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.